Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Il fatto che Venezia, che Mestre ospitino la terraferma veneziana, questo evento, che cosa significa? Significa una cosa bellissima, perché è portare 500-600 atleti con i supporter e le famiglie in una location meravigliosa che è Venezia, e quindi è promuovere un po' l'attività sportiva che stiamo facendo noi come comitato territoriale, ma anche far vedere la location delle cose stupende che presenta Venezia e le zone di Venezia. Quindi Mestre in primis, con gli impianti nuovi che il comune ci ha dato a disposizione, alcuni sono proprio appena inaugurati e sarà nostro anche vanto avere la fortuna di poterli utilizzare per la prima volta praticamente per un evento di questo tipo, e poi la location che penso che valga le parole, non valga neanche le parole della descrizione. Tra l'altro il CSI compie 80 anni proprio in questo periodo, un bel traguardo. Sì, noi speravamo di avere, infatti abbiamo fatto la candidatura per avere queste finali, perché normalmente questa candidatura si fa verso novembre per le finali che vengono fatte a luglio. Abbiamo avuto la fortuna di vincere perché eravamo in competizione con altri comitati territoriali, e averlo proprio negli 80 anni per noi è un vanto pazzesco e particolare. I festeggiamenti li inizierà il CSI fra qualche mese per l'80esimo, però diciamo che noi siamo precursori di questi festeggiamenti, che 80 anni non sono pochi, insomma, e ricordo che questa è la prima volta che riusciamo ad avere le finali in 80 anni di storia qua a Venezia, per cui è qualcosa di magnifico per noi, non vedevamo l'ora di farla questa cosa. Speriamo di essere all'altezza, ma sicuramente lo saremo, abbiamo un grande staff, quindi sicuramente ce la faremo. Scendendo nel dettaglio dal punto di vista tecnico, come si svolgerà il tutto, da dove provengono le squadre iscritte, e dicevamo basket e calcio a 5. Esatto, allora noi qua ospitiamo le finali di basket, pallacanestro e calcio a 5. Allora di pallacanestro abbiamo la categoria maschile, mentre per quanto riguarda il calcio a 5 abbiamo sia il maschile che il femminile. Stiamo parlando di gente adulta noi la chiamiamo open con il tecnicismo del CSI, cioè vuol dire atleti che hanno dai 21 anni in su. Quindi qui avremo la fortuna di ospitare almeno più della metà delle regioni d'Italia. Quindi ci saranno squadre che provengono dalla Basilicata, come dalla Sardegna, come dal Piemonte, dalla Lombardia, dall'Emilia, e fortunatamente abbiamo 3 squadre della regione Veneto, una proprio di Venezia, che parteciperà al calcio 5 maschile, che è il Venezia Calcio 5. Poi avremo altre 2 squadre di Verona, una nel basket maschile e una nel calcio 5 femminile. Quindi possiamo godere anche di 3 squadre sulle 29 totali che ci sono. Le partite inizieranno da giovedì. Giovedì saranno divise in gironi, ogni disciplina, e da giovedì a sabato mattina si svolgeranno i gironi eliminatori, mentre sabato pomeriggio ci saranno le semifinali e le finalissime la domenica mattina, con a seguire le premiazioni al Teatro al Parco Bisuola. E lì alle 12:30 premieremo le prime 4 classificate di ogni categoria. Assessore Andrea Tomello, sicuramente un evento molto importante per Venezia e la terraferma. Sì, un'opportunità anche per fare in modo che i campi o le infrastrutture sportive recentemente rinnovate, riqualificate, vengano utilizzate. Parlo per esempio del campo di calcio 5 di Faro Veneto, quelli di Via Calabria o quelli di Asseggiano, oltre alle palestre di Trivignano e di Mestre Centro, che verranno utilizzate anche per il basket. Un evento importante che porterà 500 persone a Mestre a vivere 4 giorni di sport e a stare assieme nel migliore modo possibile. Anche se ovviamente il leitmotiv è il divertimento, il tutto porterà anche un indotto economico non indifferente. Assolutamente sì, perché 500 persone che dormono, mangiano, consumano e stanno nella nostra città, soprattutto nella zona di Mestre, in questi 4 giorni, porterà un indotto economico importante, perché poi naturalmente anche gli atleti saranno accompagnati dalle loro famiglie, e quindi insomma saranno circa 500 persone che vivranno e conosceranno meglio anche la nostra città. Come dicevi anche in conferenza stampa, tra l'altro il turismo cosiddetto sportivo è un turismo sano.
Sì, tendenzialmente gli sportivi, poi ci sono sempre purtroppo le eccezioni, ma tendenzialmente gli sportivi sono persone rispettose, sono sportive che vivono al meglio i territori, rispettando l'ambiente, rispettando le città dove si trovano, e quindi insomma portare anche questo tipo di turismo è qualcosa di importante per tutto il territorio, soprattutto della terraferma.